Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Vorrei iniziare queste nostre letture citando il grande poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe, che è universalmente famoso soprattutto per la monumentale opera Faust, alla quale lavorò per 60 anni. Goethe diceva che non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. In questo periodo così difficile che stiamo vivendo, che sembrerebbe quasi logico e spontaneo abbattersi per i problemi che ci circondano, ecco che Silvana Sorgato ci dà un grande insegnamento e ci dice che non dobbiamo abbatterci mai. Ho avuto una vita difficile per un tumore al cervello. Da bambina i medici pensavano che avessi la meningite, ma a 11 anni mi hanno operato asportando un tumore benigno e mezzo cervelletto. Con quell'operazione ho avuto salva la vita, ma sono rimasta cieca ad un occhio e ho perso l'equilibrio delle gambe. Perciò ho vissuto sempre con i miei genitori. Mia madre mi teneva in casa perché voleva che fossi come gli altri e forse si vergognava di me. Io invece avrei voluto passare più tempo con i miei compagni e avere anche più amici. A 60 anni è peggiorata la situazione al cervelletto e non ho più camminato. Vorrei lasciare un insegnamento: non abbattersi mai e affrontare i problemi con serenità. Io ho dovuto affrontare una vita piena di difficoltà. Quante volte sono caduta a causa dei miei problemi, ma ogni volta mi sono alzata e sono andata avanti. Soprattutto nella civiltà contadina, spesso i figli venivano chiamati in base al proprio credo politico. Quanti Benito, Alcide, Stalino abbiamo, o più semplicemente, se il contadino non aveva delle solide basi politiche, per non confonderli, numerava i figli e così si chiamavano primo, secondo e così via. In Veneto, dopo la Prima Guerra Mondiale, molti bambini furono chiamati firmato perché il famoso bollettino della vittoria della Grande Guerra si chiudeva con le parole firmato Diaz e i contadini pensarono che firmato fosse il nome di battesimo di Diaz. Gino Perin, classe 1921, ha un ricordo straordinario, in quanto nella civiltà contadina il trattore, segno di un certo benessere, era veramente la fonte di sussistenza per tutta la famiglia, sempre numerosa. E allora cosa c'era di più normale per il padre di chiamare la figlia con lo stesso nome del trattore? E quindi, siccome il trattore era della famosa marca Landini,
La figlia fu chiamata Landina. Rimasi orfano nel 1930, a 9 anni, perché mio padre morì di broncopolmonite e mia madre di pleurite e fui costretto a cavarmela da solo. Per questo sotto le armi ero ben visto dagli ufficiali, perché la mia branda era sempre in ordine. Mio fratello maggiore mise incinta la sua fidanzata, fumava e beveva tanto e cercai di non imitarlo. L'8 settembre ero al confine con la Jugoslavia. Cercammo di scappare, ma i tedeschi catturavano tutti quelli che non erano fascisti, mentre questi dovevano far parte dell'esercito nazista. I tedeschi uccidevano 20 persone per ognuno di loro. A Santa Giustina uccisero anche il parroco. Vidi passare una sera a Pogliano un carro bestiame pieno di uomini, donne e bambini, tutti diretti in Germania. Dopo la guerra andai come domestico a Milano e poi a Carnago. Tornato in Veneto, conobbi mia moglie. Aveva 6 sorelle e un fratello che si stava per sposare. Al pranzo di nozze chiesi al mio futuro suocero se potevo sposare la figlia, ragazza onorata che giungeva pura al matrimonio. Il padre era un agricoltore che usava il trattore Landini e per questo aveva chiamato la mia futura moglie Landina. Abbiamo vissuto insieme per ben 62 anni, ma le venne un'ulcera alla gamba, poi un ictus e poi morì. In pensione ho fatto il volontario in una casa di riposo e ho aiutato a creare la sezione alpini di Solbiate Arno. Ma a 85 anni una macchina mi ha investito, mi sono rotto l'osso del collo e ho fatto 1 anno di riabilitazione. Sono stato con la parrocchia una settimana a Roma. Abbiamo dormito in un convento di clausura e ci dissero di non guardare le suore, ma io disubbidii, perché lì ci sono le ragazze più belle che io abbia mai visto e con una voce così soave da fare accapponare la pelle.